Allora, buonasera a tutti, ben ritrovati alla nostra rubrica Resto al Sud. Quest'oggi siamo in compagnia con Antonio Latorre, un giovanissimo imprenditore calabrese che ha scelto appunto di rimanere al sud, poi ce lo spiegherà. Quindi un attimo di pazienza, faccio passare la sigla e poi conosciamo meglio Antonio. A fra poco. Eccoci di nuovo nella nostra rubrica. Buonasera Antonio, buonasera a tutti. Buonasera a voi. Allora, pian piano conosceremo questo giovanissimo imprenditore che ha una bellissima storia da raccontarci. Io inizierei proprio con la classica domanda. Parlaci un po' di te, delle tue esperienze. So che fin da giovanissimo hai lavorato, diciamo, nel ramo ristorazione, ma anche nell'ospitalità, per poi approdare su questa nuova tua personale realtà che si chiama Rewind. 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 Poi ci arriviamo pure alla scelta del nome. Antonio, dici qualcosa di te. Allora, niente, io sono Antonio, vengo da un piccolo paese della Calabria che è Tropea, che è uno dei posti più belli non della Costa degli Dei. Sono nato 34 anni fa e sin da adolescente, come appunto dicevi, mi sono imbattuto in questo mondo della ristorazione. Diciamo che vengo da una famiglia di ristoratori, ovvero io ho iniziato nel ristorante dei miei zii e tramite loro piano piano poi mi sono appassionato a questo mondo. Ho iniziato sin da giovane, quindi all'età di 14 anni, e ho avuto subito questa passione per questo mondo. Ho portato avanti questo mestiere, questo lavoro, iniziando a fare il cameriere fino all'età di 19 anni. Poi mi è stata fatta una buona proposta in uno dei più grandi villaggi turistici della zona e ho accettato questa proposta e ho cambiato totalmente mestiere, quindi passando dalla ristorazione sono passato all'ospitalità. Facevo l'assistente bagnante e quindi mi occupavo di sistemare, di organizzare gli ombrelloni, le piscine, tutte queste roba qua. L'ho portato avanti per un bel po', però sempre con in mente, con le idee ben chiare di mettermi di nuovo sulla carreggiata della ristorazione, perché comunque quella era il mio sogno, era ciò che ho sempre sognato di fare, sempre voluto fare. Proprio per questo, scusami se ti interrompo Antonio, poi ci arriviamo. Mi raccontavi che comunque la scelta di dover restare al sud è stata comunque una scelta meditata, importante, quindi sebbene tu sia giovanissimo hai avuto modo di fare esperienze fin da giovane e quindi nonostante la possibilità di ricevere delle offerte anche remunerative con altre aziende e in altre realtà, hai deciso di rimanere al sud e poi in una realtà che sappiamo tutti essere Quanto è molto difficile. difficile, Sì, la è Calabria. vero, è vero, è vero. Diciamo che qualche anno fa ho avuto delle proposte abbastanza importanti per andare via, sia a livello Italia sia a livello estero. Ma l'idea comunque un pochettino è passata, però diciamo che è morta sul nascere. Rimanere qua è comunque stata una scelta fatta col cuore, qua c'è la mia famiglia, qua diciamo che nel mio paese si sta bene e soprattutto per quello che ci hanno inculcato a noi, la nostra famiglia, i valori che ci hanno dato, non me la sono sentita più di tanto di accettare tante proposte che mi erano state fatte.
Quindi è stata una scelta meditata, però fatta col cuore, perché comunque qua ci abbiamo tutti noi, qua stiamo bene e soprattutto io che qua ho la mia famiglia, sto veramente bene, non ci ho pensato su due volte, dai. Ok, quindi mi stai dicendo, rispondendo anche a un nostro telespettatore che ci segue, Calabria dove? Tropea, stiamo Tropea, parlando. Tropea, sì, siamo a Tropea. Siamo a Tropea, il ristorante, come si vede in sovraimpressione, si chiama Rewind, offre praticamente ristorazione, pizzeria, aperitiveria e sta insomma in una zona sì turistica, però vorresti insomma anche con il tuo contributo far crescere quella che è una realtà ai margini. Ovviamente, Ok. ovviamente sì. Il mio locale si trova precisamente tra Capo Vaticano e Tropea, quindi tra le due spiagge più belle della Calabria. E anche qua da me, a Santa Domenica, c'è una delle spiagge molto belle, che è la spiaggia della Scalea, che è un paradiso letteralmente. Ok, prima di rispondere a una domanda che ci fa una nostra telespettatrice, un attimo, stranamente, che ci abbiamo a parlare di questo, e ti chiede quali sono le difficoltà che hai dovuto affrontare, ovviamente. Non ti sento più? Mi senti? Ora sì. Ecco, no, dico, prima di affrontare questa domanda che ti stai leggendo anche di sovrimpressione, ehm, io direi, se è possibile, un attimo che lo trovo, di far vedere proprio un collage di quello che fai Sì. ai telespettatori. Poi ritorniamo e magari rispondiamo a questa domanda. Quali sono state le difficoltà che hai dovuto affrontare che ci pone la rivista Napolitanamente Magazine? Allora, un attimo e torniamo.
Allora, eccoci, dopo aver visto le delizie che prepari, insomma, dai panini, le Che pizze prepariamo? che preparate, le pizze contemporanee, immagino sia buonissima con tutti quei prodotti. Magari ora parliamo delle difficoltà che hai potuto incontrare, se ne hai Certo. trovate. Beh, sicuramente come ogni nuova esperienza, soprattutto, anche perché sì, sono nato a livello lavorativo, sono cresciuto nei ristoranti, ma è la prima volta che mi imbatto in un locale tutto mio e quindi, sai, passare da essere dipendente a passare a essere proprietario sicuramente non è stato facile. Poi Santa Domenica sicuramente non è Tropea e quindi il turismo è un pochettino di meno. Farsi la strada, farsi la nomina non è semplice, però diciamo che piano piano già io avevo un bel po' di clienti perché dove lavoravo prima ho avuto la fortuna di farmi conoscere, la pizza è sempre, quasi sempre piaciuta, poi ognuno ha i suoi gusti, eh, però sì, ho avuto i miei clienti, sotto quel punto di vista non è stato tanto difficile. È stato difficile piano piano farsi ancora di più clienti, farsi conoscere, però diciamo che ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo ancora di più, ora sono 2 anni che siamo aperti, Ok. abbiamo aperto il 13 marzo dell'anno scorso, quindi questo è il secondo anno. Eh, A proposito, scusami Antonio, proprio dimmi. Valentina Troito ci chiede proprio da Foggia se magari c'è un episodio divertente che ti è capitato strano nel locale in questi 2 anni, insomma, che perlomeno puoi... Divertente, guarda, ora, come ora in mente non mi viene nulla, però sicuramente qualcosina di strano ci sarà stato, perché Beh, comunque sai, accontentare tutti è impossibile. Gente strana ce ne sarà, perché siamo un po' tutti strani. Eh, quindi sì, diciamo che qualche episodio, qualcuno, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, ci vabbè, però sta, ci sei sta. anche, Però sei anche nato da poco meno di 2 anni, quindi ancora... certo, certo, no, no, ma infatti non mi lamento sotto nessun punto di vista. Io proprio per questo ti chiedevo, Antonio, insomma, sei giovanissimo, hai detto che hai 34 anni, Sì. hai fatto esperienze, sei legato molto alla tua terra e alla famiglia, questo ti ha radicato ancora di più sul territorio. Visto e considerato che i giovani di oggi in qualche modo forse non sono così, magari possono non essere così legati alla terra oppure non avere quelle responsabilità, quel senso di dovere che magari hai avuto tu. Ti sentiresti di dare qualche consiglio ai giovani? Guarda, io penso che non credo al fatto che i giovani non siano legati al territorio. Credo che purtroppo molti giovani smettono di sognare, smettono di credere nei propri sogni e quindi magari provare a cercare la strada più semplice e la strada più facile. Rimanere qua sicuramente non è facile, non è semplice, ci vogliono sacrifici, ci vuole una buona famiglia alle spalle, ci vogliono dei buoni amici e sicuramente ci vuole tanta tanta forza. Però spero che magari possa cambiare in fretta l'idea di dire facciamo le valigie, andiamo via per trovare fortuna altrove. Perché comunque qua è un posto davvero che se tutti sapessimo farci, se tutti potremmo rimanere uniti, riusciremo davvero a fare qualcosa, possiamo riuscire davvero a fare qualcosa di importante. Quindi quello che mi sento di dire ai giovani è di non smettere di sognare e di credere sia nei propri sogni sia nel proprio territorio. Perfetto. Ora, infatti, tu hai creduto in qualche modo, hai forse estrapolato la forza anche dai tuoi valori. Eh, io ti chiedevo, anche perché te lo chiede Antonio Giornato, un altro nostro telespettatore, no? Come mai hai scelto il nome Rewind? C'è una storia dietro? Allora, Rewind è come, non so, qualcuno che magari conosce Vasco Rossi sa che è una delle canzoni di Vasco. Per Sì. me Vasco è un mito e quindi mi sono legato un po' alla canzone, quindi avendo la passione per questo cantautore Sì. e ho giocato col gioco di parole. Rewind significa riavvolgi, era un momento della mia vita dove dovevo riavvolgere il nastro, però no tornare indietro, ma riavvolgerlo nel senso ripartire. E quindi ho proprio giocato alla grande con il gioco di parole, con il testo della canzone, con il titolo della canzone, e quindi il nome viene appunto
dalla canzone di Vasco in primis e dal fatto della voglia di ripartire e di ricominciare da zero. Perfetto, intanto noi scorriamo qui le immagini del tuo locale, Sì. quindi cominciamo magari ad andare più nel merito. Questo locale che è orgoglio della Calabria, una braccia da Catanzaro, sempre Valentina Persico, bravissimo, anche Fabio Bonavoglia, quindi iscriveteci, noi li mandiamo in onda i commenti. Ti volevo dire, fai pizza, fai ristorazione, fai anche aperitivi. Vuoi parlare un po' del tuo ristorante? Certo, allora il mio locale nasce con l'idea di portare il prodotto di chilometro zero al tavolo, in tavola, quindi Oh, oltre che i prodotti, proprio la cucina di una volta. Infatti nei nostri primi abbiamo tanti prodotti locali, quindi sì. dai filei con l'anduia, che sarebbe il tipico salame spalmabile piccantino calabrese, al Mhm, filet con la cipolla, la pasta con la cipolla in agrodolce, i salumi che andiamo a comprare proprio dai produttori locali, le mhm. polpette fatte in casa, proprio come si facevano una volta. Le polpette di Diciamo che mela- abbiamo proprio... Vai, vai. le polpette di melanzane, dico. Le polpette di melenzane, di cipolla, le frittelle di cipolla. Comunque noi abbiamo tanti di quei prodotti che se li sapessimo valorizzare potremmo davvero fare grandi cose. E quindi l'idea è quella là. Come ti dicevo prima, ero conosciuto abbastanza come pizzeria, come pizzaiolo, perché comunque io, oltre a essere il proprietario, mi occupo anche di fare le pizze. E ora ci stiamo facendo conoscere come cucina. Quindi, appunto, ora l'impronta maggiore la dobbiamo dare sul fatto della cucina, sui dei piatti locali, principalmente locali, sia di carne sia di pesce. Comunque, sai, le alici, qua al nostro mare c'è il pesce azzurro che è un qualcosa di fenomenale, il tonno rosso con la cipolla in agrodolce. E l'idea è proprio quella là, di A portare i voi. prodotti a chilometro zero, o comunque i prodotti del territorio, sul tavolo. Allora, lasciamo un attimo in sovrimpressione quest'ultima slide, in modo da dare anche a chi ci ascolta la possibilità di appuntarsi il numero di telefono e la località. Stiamo a Santa Domenica di Rica di Vibo Valencia, a 2 km da Tropea, via Roma 115. Il telefono è 388 56 31 742 per chi volesse prenotare e andare a trovare Antonio direttamente di persona. Noi continuiamo la nostra, la nostra chiacchierata. Quindi il locale, Antonio, ho visto dalle foto che insomma, è abbastanza grande comunque. Sì, abbiamo tra dentro e fuori 120 persone, Eh, 120 coperti. Sì, quindi, insomma, in qualche modo contribuisci pure all'economia del territorio. ovviamente, certo, sì. Sì. Insomma, penso che farai anche catering, insomma, sei preparato. Facciamo cerimonie, banchetti, queste cose qui. Abbiamo lo staff adatto per fare degli eventi. Mo ogni tanto ci organizziamo e quindi facciamo delle serate, musica, live, queste cose qua. Sì, siamo adibiti a tanto. Poi comunque siamo un bello staff. Anche lì, quando la persona di prima ha chiesto le difficoltà che ha incontrato, anche sotto questo punto di vista, formare uno staff non è stato semplice. Però fortunatamente ho avuto la fortuna di trovare delle persone qualificate, c'è lo chef, il maître di sala e altre persone accanto a me che comunque portano avanti il locale. Comunque non dipende tutto e soltanto da una persona, ma siamo un team e siamo tutti che piano piano facciamo la nostra parte. Da solo non potrei No, infatti, fare tutto. ti abbiamo appena visto, magari lo rimetto mentre giocavi con la Con la pizza. pizza. Sì, ogni tanto mi diverto a fare un po' di acrobazia. Cioè, il tempo neanche ti passa poi alla fine. Eh no, sì, ogni tanto bisogna anche... Ma c'era una frase che dice ama ciò che fai e non lavorerai neppure un giorno nella vita, giusto? Quindi So, proviamo a farne tesoro e per ad amare ciò arrivare, che... esatto, per arrivare a questo però, insomma, hai fatto un po' di strada, Sì, diciamolo, hai fatto un po' di strada. ne Eh, abbiamo fatte di strade. certo, ti volevo chiedere un'altra cosa, recupero un attimo. eh, Abbiamo già detto quello che proponi, insomma quello che fai, che è una location in realtà
adatta anche a tutti, possono venire le Sì, famiglie, possono venire i giovani, può venire chiunque, non è certo, certo. settoriale, No, no, è, no, no, mo- no, sicuramente. è molto alla mano, insomma, quindi una È molto realtà. alla mano, infatti anche il fatto di creare degli eventi lo facciamo maggiormente per provare a raggruppare anche le persone del posto. Comunque, come ti dicevo, Santa Domenica non è Tropea, quindi è un paesino un pochettino più piccolo e noi proviamo in qualche modo ad invogliarle a creare qualche evento in modo da far partecipare la popolazione stessa. Quindi accogliamo tutti, poi l'idea è sempre quella di far sentire il cliente come se fosse uno di casa, uno di famiglia. Io quello che dico sempre ai ragazzi, quando vedete una persona fate finta che sia un vostro familiare, in modo da accoglierlo e da trattarlo come trattereste i vostri amici o la vostra famiglia. Quello per me è molto, molto importante. Perfetto, poi in quanto amante della musica, comunque hai detto, abbiamo anche visto nella slide che c'è un angolino proprio dedicato Dedicato a Vasco. a Vasco. Forse avevo letto da qualche parte che in realtà tu proponi anche a volte degli eventi musicali, e quindi Certo, inviti certo. artisti, inviti musicisti. Sì, invito, la maggior parte sono persone del posto che suonano, quindi magari di Santa Domenica, della provincia di Vibo. È venuto a gennaio una cover band di Vasco Rossi, che Eh è beh, molto conosciuta in Calabria. Ho avuto la fortuna di ospitarle qua e ci sarà venerdì un altro evento con due ragazzi qua proprio di Santa Domenica che suoneranno live durante la serata, saranno lì a far divertire la gente con un po' di musica, un po' di canti. Eh sì, saltuariamente organizziamo ecco, degli come eventi musicali. ti dice anche Veronica Giannuzzi, essere imprenditori al sud vale l'occhio, sì, lo sappiamo, ci sono un Sì, sacco di difficoltà. Invece, mamma. sempre Valentina Persico, perdonami, ti chiede qual è il piatto alla pizza che va per la maggiore? C'è un piatto La che pizza che va di più, la pizza che va di più è la pizza degli dei, degli idee, soprattutto quando vengono i turisti. La degli dei è con una base margherita, sì, tonno, cipolla, anduia e origano. la prenderei Quindi pure io, la la prenderei prenderesti pure tu. Giustamente, ci sono pure tutti i prodotti calabresi, anche se chi dice guarda l'anduia con il tonno, però è un abbinamento che ci sta ed è molto 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 buono. la proveremo anche sulla pasta allora, insomma, invitiamo pure. Sicuramente abbiamo anche i filei con l'anduia alla stracciatella oppure con la cipolla e il pecorino, che sono molto buoni. Allora, spieghiamo ai calabresi che non sanno che cos'è la fileia. È un tipo di pasta tipo È fusilli, un tipo diciamo. di pasta al ferretto, sì, diciamo sono degli strozzapreti, Ecco, chiamiamoli strozzapreti, chiamiamoli strozzapeti un po' più lunghi, certo. un po' più lunghi. Va benissimo. Allora, siamo arrivati in qualche modo a farti, diciamo, la domanda perché sei nato da poco, però sei stato già scelto come sponsor per Napolitanamente Magazine, che è Sì. un evento che, guarda un po', è nato a Los Angeles, in A Los America. Angeles, sì. La prima edizione è stata fatta a Los Angeles, quest'anno la seconda edizione si è divisa tra la Campania e la Calabria. Io ne sono stato sia sponsor sia testimone di un evento abbastanza importante, molto bello, dove ho avuto la fortuna di conoscere dei grandi artisti, chi si occupava di cultura, chi di poesia, chi di canto, e quindi è stato di mostra fotografica, è stato un evento abbastanza importante, molto bello. Spero e mi auguro che possa continuare ad essere negli anni, a continuare a crescere ed incrementarsi. Da parte mia, come ho già detto a voi, mi ha fatto un grande piacere e spero di continuare a collaborare con voi perché è un evento che merita davvero tanto, e anche perché valorizza sia il territorio e sia le persone Sì, del territorio. sì, perché anche noi in qualche modo siamo partner, diciamo, abbiamo una partnership con Napolitanamente Sì, Magazine e quindi faremo delle collaborazioni, sicuramente ti terremo informato. Intanto c'è qualcuno che ti saluta da Caserta e ti chiede qual è la cosa più bella e magari quella più difficile nell'avere un'attività al sud, l'abbiamo più o meno già accennato. diciamo, la cosa più bella è la soddisfazione quando il cliente si alza, ti viene a stringere la mano e ti dice grazie o se ne va contento e soddisfatto. Quello sì. La cosa più dura è mandarla avanti tra mille sacrifici, tra mille difficoltà, perché come sappiamo purtroppo la nostra è una realtà un pochettino Sì. strana. eh,
ci sarebbe tanto da far crescere nella nostra comunità, però noi non demordiamo, continuiamo ad andare avanti e non No, molliamo di sicuro. no, infatti tu potresti essere un esempio non solo per i giovani, ma Ma per tanti, lo spero di essere. perché potresti fare, già lo fai, da punto di riferimento di una realtà che funziona, che comunque dà sviluppo al territorio. A Certo, 2 km da Tropea ora si sa esiste un punto in cui giovani, famiglie possono venire, passare una bella serata, magari in compagnia della musica, di buon cibo, rilassati e magari farsi anche un aperitivo, e tutto questo favorisce un ciclo un virtuoso giro, sì, del territorio. Poi sei appena nato, quindi è normale che certo. in qualche modo avrai la possibilità anche di collaborare per eventi magari con il comune, la butto lì, le Certo, certo, istituzioni, certo. piuttosto che organizzare eventi con i tuoi colleghi o con... te la butto proprio lì, presentazioni dei libri, Certo. metti a disposizione un'ala. Abbiamo in mente già qualcosa con una tua collaboratrice, probabilmente. Abbiamo già in mente delle idee, vediamo più avanti cosa riusciamo a fare. Quindi diciamo hai già delle idee per il futuro da questo punto di vista. A livello di come gestire il locale, sì, ho abbastanza idee. Quindi sotto quel punto di vista, sì. Sì. Ok, quindi tu nel tuo futuro ti vedi comunque a Tropea sviluppare questa realtà attaccato. Allora, diciamo che il futuro è qua, questo sicuramente. Aspetta, Il rewind è un punto di inizio, non un punto di arrivo. ok, L'idea è quella comunque di ampliarsi, magari non con un altro locale, però con un qualcosa che ho in mente già. Servirà un po' di tempo, serviranno un po' di anni, però le idee ci sono. eh, Vogliamo ancora crescere ancora di più, espandere il nome Rewind sul territorio. Sicuramente ci saranno tante difficoltà da affrontare, ma come ti ho appena detto, le difficoltà non spaventano, no? Quindi ora ci godiamo il presente che è molto bello, certo. e poi il futuro ce l'abbiamo in mente, piano piano lo realizzeremo. Beh, no, sicuramente questo io ti auguro, diciamo, di ottenere il meglio perché sei stato un esempio fondamentalmente per quella zona, per la Calabria. Io sono originario anche della Calabria, e quindi ci vogliono realtà di questo tipo. Ho letto da qualche parte che anche il tuo segno zodiacale è Capricorno, quindi Sì, hai io proprio sono nato il 24 dicembre, vigilia di Natale, la quindi vigilia ti di... lascio immaginare che bel regalo che gli ho fatto a mia madre. Beh, sì, sì, sì. E quindi E Capricorno, quindi sì, sono Capricorno, sono testardo, lotto, non mi arrendo e così sarà, e diciamo così che deve essere. il Capricorno ha, oltre la tenacia e la determinazione, che magari può sfociare in una corazza di durezza, ma poi in fondo non è così, lo No, sappiamo, tende a essere molto protettivo poi con chi ti sta intorno, e quindi... Però nello stesso tempo il Capricorno è una persona che al di là che non si abbatte mai, ok? E però raggiunge i risultati, ma perché? Perché ha un grande senso di responsabilità. Penso che tu lo hai sì. dimostrato abbastanza. Immagino che all'interno del lavoro ci sia un clima sereno, perché ti vedo proprio che sei sereno, sei veramente un Siamo, ragazzo. siamo felici, siamo tutti felici, sia chi lavora con me e sia il sottoscritto è felice sia di avere questo staff, sia di avere questo clima, perché comunque se non c'è una serenità, se non c'è felicità, è difficile portare avanti tante cose. È un po' come la vita, no? Se tu sei sposato e sei infelice, non vai da nessuna parte. Quindi un po' è anche il lavoro la stessa cosa. Senti, c'è una domanda curiosa che in Mm, realtà è abbastanza interessante. Com'è lavorare in una zona così turistica? Nel senso che è vero, magari i clienti cambiano tra l'estate e sì, l'inverno. In è questi, vero. in questi 2 anni, la tua esperienza in merito? Allora, diciamo che lavorare con il turista è strano, nel senso che hai ogni settimana, giustamente, soprattutto le settimane di agosto, quasi tutto il mese di agosto, qui da noi c'è un flusso abbastanza alto e quindi tu da settimana in settimana vedi sempre il cambio delle persone, dei clienti che ci sono. Ed è
È strano perché poi, sai, riesci anche a relazionarti, anche con quel poco tempo che i clienti passano all'interno del locale, riesci ad avere un rapporto, almeno per come ho impostato io, come ti avevo detto prima, il fatto di quello che è per me il cliente. Quindi riesci a relazionarti e ti dispiace anche al momento che vadano via. Però ci sono dei clienti che, sai, l'anno scorso è successo che è venuto a giugno, poi è ritornato a settembre ed è venuto a trovarmi. E queste anche qua sono delle belle soddisfazioni. Tu vedi, magari non lo so, giugno lavori tanto con le persone del posto, però quando arriva metà luglio, che ogni giorno cambia il cliente e lo vedi questo che è di qua, poi scopri sempre nuove cose, quello che viene da Milano, quello che viene da Roma, quello che viene da Mantova, cioè scopri sempre cose nuove, persone nuove, li conosci, ti relazioni ed è molto, molto bello lavorare in questo modo, Poi molto bello. è anche una crescita, voglio dire, Sì, sì. da parte Poi io che insomma, sono uno che ama viaggiare, comunque ha girato in lungo e largo, diciamo che è una bella cosa conoscere sempre più gente, sempre più persone. intanto insomma le persone ti salutano, ti fanno un sacco di Grazie, complimenti. Antonio, sei stato veramente disponibile e gentile a fare l'intervista con noi. Ora, grazie a voi. io so che in qualche modo tu sei già in tenuta da lavoro. Sì, sì, ho la mia collaboratrice che mi guarda storta perché Lo comunque so, penso che... diciamo che a questo punto penso che l'intervista la terminiamo qui con la speranza di rivederci eventualmente. Molto volentieri. Ok, se vuoi salutare qualcuno in particolare, ricordare dove ti trovi e poi magari chiudiamo. Certo, mi trovo a Santa Domenica dei Ricari, a 2 chilometri da Tropea, tra Capo Vaticano e Tropea. Saluto tutti quanti, tutti quelli che mi stanno osservando, tutti i miei amici. Un abbraccio a tutti e grazie per avermi ascoltato e grazie a voi per avermi dato questa possibilità di essere qua oggi e farmi conoscere o comunque raccontare la mia storia. Antonio, io ti ringraziamo noi, sei stato gentilissimo. Ora Grazie a mando voi. la sigla finale e ci rivediamo presto. Grazie. Grazie. Arrivederci.